L'ambasciatore americano è venuto qui ad Eurolingue a Ribera a fare un corso di lingue, una iniziativa sicuramente interessante e di prestigio per voi. Sì, siamo stati molto onorati e orgogliosi di aver avuto l'ambasciatore Eisenberg, Louis Eisenberg, che è appunto l'ambasciatore americano in Italia, che era in vacanza al Resort Verdura di Sciacca e ha voluto dedicare parte del suo tempo per migliorare il suo italiano, facendo un corso appunto di italiano per stranieri presso la nostra sede di Eurolingue School Ribera, e quindi è stato un piacere, come dico anche un onore per noi averlo tra i nostri studenti. Tra l'altro uno studente molto motivato e interessato, una persona molto amabile e gradevole con cui ci siamo intrattenuti in conversazioni, che ha avuto anche modo di incontrare il sindaco di Ribera, il quale lo ha omaggiato di un piatto in ceramica con il simbolo di Ribera, con le arance, quindi gli ha fatto insomma conoscere anche le arance nostre siciliane, e lui è stato molto entusiasta anche dell'apprendimento e del miglioramento che ha avuto in questi pochi giorni, quindi speriamo che questo dia un impulso anche alla conoscenza e allo sviluppo della lingua italiana, che si diffonda sempre di più tra gli stranieri, e dia anche un impulso al nostro Dipartimento di Italiano come Eurolingue, che stiamo cercando di sviluppare grazie anche al nostro docente Alessandro Tedesco. Alessandro, parliamo di questa iniziativa allora? Per me è stata un'esperienza straordinaria, non solo per l'importanza della persona, per quello che rappresenta, per le istituzioni che rappresenta, ma anche come persona. È una persona bellissima, motivatissima, come diceva Adriana. Per me che da circa 4 anni che lavoro in questo settore, nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, ho iniziato con le associazioni Acquarinto e Cometa a insegnare agli stranieri, e poi ho iniziato a collaborare con Eurolingue School ad Agrigento, in provincia, e per me è un'esperienza emozionante, toccante e veramente estremamente importante. Ecco, Eurolingue, giusto per concludere l'intervista, cosa offrirà quest'anno di novità? Il 19-20 cosa sarà? Allora, offrirà come sempre i nostri corsi mirati alle certificazioni, quindi corsi basati sulla comunicazione, quindi l'accento è molto sull'aspetto della comunicazione orale, ascolto e conversazione. In più adesso da settembre partiranno delle attività che sono freestyle conversation, e sono un monte ore credo circa 16 o 20 ore di sola conversazione, quindi non un corso strutturato ma semplicemente conversazione per chi ha voglia, desiderio appunto e occasione, che magari non si trovano spesso occasioni di parlare in inglese, con i nostri insegnanti madrelingua, migliorando la fluidità del vocabolario, la ricchezza del vocabolario, migliorando la pronuncia e divertendosi a parlare appunto in inglese.